sono già un bel po' di persone collegate, quindi direi di non perdere tempo e iniziare subito. Allora, Google My Business. Intanto, io ho fatto un piccolo sondaggio prima di fare questa diretta per capire quanti lo conoscono, quanti non lo conoscono, quanti insomma, per capire qual è il livello, no, di conoscenza di questo strumento. Quindi in questa diretta magari dirò alcune cose che per alcuni sono scontate e altre che invece sono anche cose che magari sicuramente non conoscete. Allora, scusate un secondo che facciamo così, ok. Cos'è Google My Business? Google My Business, per spiegarlo molto molto semplicemente, è questo. Quindi le informazioni che Google propone quando viene fatta una ricerca specifica con il nome dell'attività locale, oppure quando cerco delle informazioni che abbiano a che fare con delle attività. Quindi in questo caso può essere, che ne so, faccio sempre, mi viene sempre in mente la pasticceria di Giovanni, pasticceria Venezia a Vicenza, ok, quindi posso cercare su Google pasticceria Venezia perché voglio vedere delle foto, voglio delle recensioni, ho bisogno di telefonare, quindi trovo il bottone, ho bisogno delle indicazioni, ok? Queste cose sono veramente stra usate dai clienti, dalle persone. Oppure posso cercare ristorante a Vicenza, quindi in questo caso non otterrò una scheda specifica, ma otterrò probabilmente dei risultati, alcuni, tre di solito sono tre dei migliori secondo Google ristoranti in quella, anzi 3 dei migliori risultati per Google per la ricerca che ho fatto. Quindi se cerco ristorante a Vicenza mi proporrà una piccola mappa con e 3 ristoranti che potrebbero soddisfare le mie necessità. Ok? Una cosa molto 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 importante. Ricorda sempre che Google ti conosce meglio di tua madre. Questa è pura verità, perché? Perché Google è una specie di spia che noi accettiamo più che volentieri all'interno dei nostri telefoni, altro che Immuni e la gente che si fa le paranoie con l'app Immuni. Voi dovete sapere che Google di noi sa praticamente qualsiasi cosa, perché, come scrivo, sa cosa cerchi tramite il motore di ricerca, no? Quando scrivi qualcosa su Google, lui registra chiaramente nel tempo tutte le ricerche che fai e per cercare di capire che tipo di persona sei e per darti risultati sempre migliori in base alla persona che sei, no? E dopo ovviamente per loro i dati sono fondamentali per vendere le ads, ma questo è un altro discorso. Sai benissimo cosa guardiamo perché YouTube è di proprietà di Google, quindi vede anche questo. Sa dove andiamo perché se abbiamo il GPS attivo oppure utilizziamo le mappe di Google, eccetera, vede dove ci spostiamo, con che frequenza, in quali luoghi andiamo, eccetera. Vede anche chi frequentiamo, perché alla fine i cellulari si spostano con noi, quindi vede anche le persone che frequentiamo, cosa scriviamo, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, lasciare uno strumento potente come Google in mano, anzi abbandonato, è veramente una follia. Quindi vi consiglio assolutamente di prendere in mano Google My Business già da stasera. Se non avete rivendicato la vostra scheda, spero di no, perché purtroppo ce ne sono ancora attività che non hanno rivendicato la scheda, ma fatelo immediatamente e soprattutto entrate nel vostro account e iniziate a metterci le mani. Io so benissimo, la cosa che spiego, che fa capire immediatamente la potenza che ha questo strumento, quando un'attività me lo chiede, e io gli dico, allora tu scrivi su Google My Business, entra nel link per accedere al tuo account, vai nella sezione statistiche. Ecco, quando vedi i numeri che ci sono lì all'interno, ti rendi conto di che potenza ha questo strumento, perché vedrete che ci sono centinaia, se non migliaia di persone, spesso sono migliaia di persone ogni mese che cercano informazioni sulla vostra attività specifica oppure informazioni che abbiano a che fare con la vostra attività. Ok?
Allora, consiglio numero 1 importantissimo. Sono 10 i consigli che vedremo stasera. Allora, prima di tutto verifica i dati, ok? Verifica i dati della tua attività. Controlla tutti i dati che sono presenti nel tuo account, nella tua scheda My Business, tutti i dettagli della tua attività, le categorie che sono state selezionate, gli attributi, quindi i tipi di servizi che offri, i tipi di pagamenti, eccetera, eccetera. Non devi assolutamente fare incazzare Google, ok? E soprattutto non fate incazzare i vostri clienti, perché non c'è cosa peggiore che situazione tipica, cerco il nome di un ristorante su Google perché ho bisogno di avere le indicazioni per arrivarci, quindi quello che faccio è ristorante Pippo Pasticcio, clicco sulla scheda indicazioni in modo che mi si apra il navigatore Google Maps e lo imposto per arrivarci. Non c'è cosa peggiore che arrivare in zona, cioè arrivare nella destinazione e non trovarsi davanti al ristorante perché ha inserito un indirizzo sbagliato oppure non è corretto, eccetera, eccetera. Oppure stessa cosa col telefono, quindi clicco sul bottone telefona e magari il telefono è sbagliato o insomma ci sono problemi di qualsiasi genere. Quindi compilate e verificate assolutamente tutti i dati che avete inserito nella vostra scheda. Questo è il consiglio numero 1 e molto importante. Consiglio numero 2, anche questo fondamentale e che pochissimi conoscono, è la coerenza NAP. Allora, NAP è un acronimo inglese che significa Name, Address e Phone Number. Ok, quindi nome, indirizzo, numero di telefono. Cos'è questa cosa? Allora, voi dovete cercare di utilizzare questi 3 dati in modo identico in tutti i vostri profili social, nei vostri profili web, ovunque voi siate presenti digitalmente, dovete utilizzare lo stesso formato. Quindi, allora, vediamo un nome di un'attività, ad esempio, ristorante Pippo Pasticcio, mi piace questo nome stasera, non deve chiamarsi su Google ristorante Pippo Pasticcio, pizzeria, trattoria e qualsiasi roba, e invece che ne so, sul vostro sito chiamarsi solo ristorante Pippo Pasticcio, ma deve avere lo stesso formato, anche come si dice, le maiuscole e le minuscole devono essere con lo stesso stile in tutte le vostre presenze digitali. Stessa cosa per l'indirizzo, quindi anche su TripAdvisor, ad esempio, deve avere lo stesso nome. Stessa cosa per l'indirizzo, stesso formato, ovviamente deve essere uguale anche come civico, CAP, eccetera, eccetera, ma quello è il minimo. E stessa cosa per il numero di telefono. Ok, quindi niente se non mettete gli spazio, non mettete lo spazio 0444 spazio numero, no. Cioè, se non mettete lo spazio in TripAdvisor, non lo mettete su Google, non lo mettete da nessuna parte, ok? Questo è un bel segnale per Google. Ok, poi è tutto chiaro fin qua. Scrivetemi pure se avete domande o dubbi, scrivete pure, li rispondo dopo, non rispondo subito perché altrimenti perdiamo il filo. Alla fine di queste 10 slide rispondo a tutti i commenti. Cosa importantissima, fondamentale, foto e video. Allora, il consiglio è quello di pubblicare con regolarità le foto, almeno appunto 4 o 5 a settimana. Sono appunto, questo è un importante fattore di ranking, significa che Google le considera come un elemento importante per dirla banalmente, per decidere la classifica che voi avete all'interno di Google. L'ho detta male, ma insomma è giusto per farvi capire cosa vuol dire fattore di ranking. E quindi se, ad esempio, faccio un esempio banalissimo, se il vostro competitor ha delle foto di merda e ne ha poche, non inserisce mai, e voi invece avete delle foto belle, le inserite con regolarità, eccetera, eccetera, è più probabile che voi che Google abbia un occhio di riguardo, tra virgolette, su di voi rispetto al vostro competitor. Quindi vi faccio uscire nelle 3 scelte, per esempio se cerco un ristorante a Vicenza, oppure insomma vi faccio uscire, vi dia più visibilità, ecco, diciamo così. E cosa soprattutto altrettanto importante è che attirerai molti più clienti.
perché quello che fanno spesso i clienti è quello di andare appunto su Google, cercare il nome della vostra attività, del vostro negozio, del vostro locale e guardare le foto. Ad esempio, l'ho fatto anch'io venerdì che sono andato a cena e volevo vedere in un ristorante che non conoscevo, e siccome ci tenevo anche particolarmente a questa cena, non volevo fare figure di cacca, e quindi sono andato a vedermi le foto relative a questo ristorante. Sapete che ci possono essere foto inserite dal locale e anche foto inserite dagli utenti. Quindi sono andato a vedermi le foto dei piatti, le foto del locale, capire com'è fatto, eccetera. Dovete sapere che le persone adesso sempre più spesso cercano molte più informazioni di quello che voi pensiate e arrivano già preparati, sapendo già vita, morte e miracoli di voi, prima di entrare anche nel vostro negozio. Ok? Quindi è importantissimo dare informazioni, contenuti e dettagli sulla vostra attività già quando il cliente sta cercando informazioni sulla vostra attività. Come forse sapete, ci sono diverse categorie per quel che riguarda foto e video, quindi sono per esempio, queste categorie cambiano anche in base al tipo di attività, quindi chiaramente il ristorante avrà le foto del menù, del cibo e bevande, i negozi magari no, insomma avranno altre categorie. Comunque sono diverse categorie, cercate di fare almeno 1 o 2 foto ogni settimana per ognuna di queste categorie. Fate delle foto decenti, non pubblicate delle foto fatte tipo sgranellate, con la luce sfocate o schifette del genere, fate a meno piuttosto, pubblicate delle belle foto. La cosa migliore sarebbe, oddio, si può anche utilizzare un fotografo, magari la cosa migliore secondo me in alcuni casi utilizzare un fotografo, ad esempio per la location, ok, per gli interni ad esempio di un ristorante o che ne so, anche di un estetista o di una parrucchiera eccetera, magari per gli interni vi chiamate un fotografo, non costa una follia, vi fa un bel set fotografico che poi voi riutilizzate con il tempo, ok, vi fate fare un bel set, foto fatte bene. Nel caso dei ristoranti, ad esempio, va benissimo anche delle foto, tra virgolette, non amatoriali, ma comunque che sappiano di sano, tra virgolette, di non artefatto, no? Come può essere magari la foto perfetta fatta dal fotografo. Quindi vanno bene anche delle foto pseudo amatoriali, ma insomma fatte in modo decente. Altra cosa importantissima, cercate di stimolare i vostri clienti a pubblicare le loro foto scattate all'interno della vostra attività. Quindi, per esempio, per non fare sempre l'esempio del ristorante, pensate alla parrucchiera. La vostra cliente, se gli avete appena tagliato i capelli, potete dirle: ma perché non ti fai una foto? No, che tanto se la fanno lo stesso la foto. Perché non ti fai una foto, la pubblichi sulla nostra pagina Google, così anche altre clienti vedono quello che facciamo, magari la foto prima, la foto dopo, ok? Oppure appunto al ristorante la gente fa a prescindere dalla foto del piatto, quindi potete in qualche modo stimolarli a pubblicare anche queste foto. Ok, fin qua? Non dire parolacce che Greta ti ascolta. Scusa Lara, non dirò più una parolaccia. Anzi, le dirò ancora, sappilo. metti i tappi alla Greta. No, scherzo. Allora, ok, consiglio numero 4. Scrivete una bella descrizione per la vostra attività. È un elemento importantissimo. Google l'aveva poi bloccata come possibilità, adesso l'ha riattivata. A volte se la crea da sola. Se voi, ecco, la cosa importante, ragazzi, è che Google, se voi non compilate tutti i campi, se li trova in qualche modo da solo, perché il suo obiettivo è quello di dare informazioni più aggiornate possibili e corrette possibili ai loro utenti, alle persone che cercano informazioni, no? Quindi se voi non inserite la descrizione, in qualche modo lui se la crea tramite la sua intelligenza artificiale, diciamo. Quindi piuttosto che lasciare in mano a questa intelligenza artificiale che si crei le sue descrizioni, meglio che la prendiate in mano voi. Scrivetela bene, con un bel italiano, una bella descrizione che spieghi bene quello che fate. Buttateci dentro anche delle parole chiave, senza esagerare, quindi
le parole chiave che potrebbero usare i vostri clienti per trovarvi, non so, pizza napoletana, hamburger, tagliata al sangue o cose anche specifiche così, quindi buttatecele dentro senza esagerare. Ok? Ditemi se fin qui è tutto chiaro, ragazzi, se avete bisogno di che vada più piano, che rallenti, che mi soffermi su qualcosa, se volete torno anche indietro, se qualcosa non vi è chiaro. Ok? Passiamo al quinto, siamo a metà, al quinto consiglio, quinto trucchetto, diciamo. Scegliete una categoria specifica che sia rilevante per la vostra attività. Voi sapete che, oppure dovreste sapere, oppure se non sapete dovete saperlo, che potete scegliere una categoria principale per la vostra attività e poi delle sottocategorie. Le categorie che Google ha in database che vi può proporre sono, mi sembra, 3200 e qualcosa, sono un fottio. Cercate di scegliere quella più specifica per la vostra attività, quindi se siete un ristorante, non scegliete la categoria ristorante. Scusa, se siete un ristorante greco, ad esempio, non scegliete la categoria ristorante, scegliete ristorante greco, ok? Cercate di scegliere quella più... Non siate generici nella scelta della categoria, ma scegliete quella più specifica per la vostra attività. Poi potete andare a selezionare altre sottocategorie, vi consiglio non più di 4 o 5 categorie, altrimenti fate incazzare Google. Rischiate che, con far incazzare Google intendo che non vi dà la visibilità che potrebbe meritare la vostra attività. Ok. Allora, poi andiamo avanti. Numero 6. Recensioni. Qua tasto dolentissimo. Le maledette o benedette recensioni. Anche questo, insieme alle foto, è un fattore di ranking, quindi un fattore che Google vede come determinante, importante, per mettervi in vista, in visibilità, darvi visibilità o meno. Ed è anche questo, come le foto, un fattore determinante di scelta da parte dei clienti. Io so che tocco un tasto dolente per tante categorie, magari quella dei ristoratori che conosco meglio e quella dell'hotellerie, del turismo. Altri magari non sono scottati da questo... sì, da questa cosa, come può essere appunto TripAdvisor o cose di questo tipo, però appunto le recensioni sono fondamentali, sono importantissime sia appunto per Google sia per i vostri clienti. Quello che vi consiglio di fare è cercate di appunto ottenere con costanza e regolarità le recensioni reali, chiaramente, da parte dei vostri clienti. Con costanza, quindi non è che il mese scorso avevate 5 recensioni e poi sto mese ne avete 100, poi 10, poi 500, ok? Quindi deve essere una cosa regolare, costante, perché altrimenti Google si insospettisce. Per carità, non compratele o non fate cose di questo tipo, non andate a comprarle al mercato del pesce, no? Saprete benissimo anche voi che l'avete visto anche alle Iene, forse qualche giorno fa, che sui social, insomma, i magheggi si possono fare, no? Quindi ci sono i modi per comprarle, le paghi un tot al chilo e vengono inserite queste recensioni di utenti finti, indiani, pakistani o cose di questo tipo. Quindi evitate assolutamente ste robe, perché magari nel brevissimo termine qualche micro risultato potrebbero anche darvelo, però poi quando Google si accorge quasi sicuramente, insomma, che avete fatto sta roba, vi penalizza, vi dà una mazzata, rischiate anche magari di non comparire più nei risultati, quindi non fate assolutamente ste robe. Cercate di stimolare i vostri clienti a pubblicarle. Qui a destra vi ho messo, vedete questa immagine, che è un link che voi potete trovare personalizzato
nella vostra scheda, nel vostro account Google My Business. È un link che voi potete utilizzare e far diffondere sui vostri clienti. Cliccandoci sopra, il vostro cliente viene reindirizzato, viene collegato direttamente a un form dove può scrivere la recensione, quindi non deve fare 1000 passaggi, clicca quel link e si apre immediatamente la scheda appunto per lasciare la recensione con le 5 stelle e poi un commento. È importantissimo che il cliente scriva anche un commento. Google è uno dei, adesso non so se recentemente abbia cambiato qualcosa, ma non mi sembra, è uno dei pochi, una delle poche piattaforme che permette di pubblicare recensioni anche solo con le stelle senza commento. È molto molto meglio che il cliente scriva anche un commento, perché appunto le 5 stelle hanno il valore che hanno, come la stella da sola senza un commento non ha nessun valore. Se spiego perché ho dato 5 stelle o perché ho dato una stella, ha senso anche per me come cliente e ha senso anche per Google, perché anche questo, anche il testo della recensione è un piccolo fattore di ranking, perché ci sono parole chiave, ci sono dettagli, ci sono informazioni sulla vostra attività. Ok? Non vedo il link, Paolo. Sì, Elena, in realtà appunto questo è solo un esempio, questo che vedi. Voi nella vostra scheda, nel vostro account Google My Business, avete il vostro link personale che potete far girare. Come vedete, appunto, sotto ci sono anche le icone per pubblicarlo direttamente su Facebook, su WhatsApp, condividerlo tramite email, ma semplicemente vi basta copiare e incollare quella URL, quel link e inviarlo ai vostri clienti. Quindi quello che posso consigliarvi è fare con regolarità dei post magari sulla vostra pagina Facebook, chiedendo ai vostri clienti, magari mettendo, ecco, una cosa che consiglio è mettete uno screenshot di una vostra recensione positiva o anche negativa, magari dove rispondete anche, no? È importante rispondere alle recensioni. Poi chiedendo, vuoi lasciare anche tu una recensione? Clicca qui, c'è il link, ok? Oppure se avete una lista WhatsApp, una lista broadcast, una lista di contatti che potete insomma inserire su WhatsApp, mandate senza essere pesanti, ma insomma, ciao caro cliente, avrei piacere di avere una tua recensione, dato che è utile anche per altre persone, eccetera, eccetera, oppure potete inviarlo via mail. Insomma, l'importante è sempre avere poi la lista contatti dei clienti, è una cosa su cui batto sempre. Poi, altra cosa importantissima è rispondere alle recensioni. Questo è importantissimo, anche qua, non solo come fattore di ranking, quindi importante per Google, agli occhi di Google, ma è importante anche agli occhi dei vostri clienti, soprattutto anche agli occhi dei vostri clienti, perché dovete sapere che in tante categorie di attività i clienti appunto cercano informazioni su Google e vanno a leggersi le recensioni. Purtroppo io vedo una marea, ma veramente una marea di attività che non danno alcuna minima risposta. Questo è proprio è un segnale di menefreghismo, no? Perché sembra che appunto il cliente se scrive una recensione positiva, ti fa un complimento e tu non lo ringrazi. È come se uno venisse lì al bancone, che sei un ristoratore, ti dice: ma era buonissima la carne in ferri che hai fatto, fantastica, bellissimo, sono stato benissimo, e tu resti lì così a guardarlo senza dire niente. Cioè, capite che è abbastanza penosa, diciamo, come cosa anche nei confronti del cliente. E idem per le recensioni negative. Ci sono alcuni che magari rispondono solo a quelle positive e non a quelle negative, però è importantissimo rispondere anche alle negative, perché cosa succede? Se voi la lasciate lì, recensione negativa, a una stella, dove il cliente vi prende a mazzate, quello che percepisce l'altro potenziale cliente che magari sta decidendo se venire a acquistare un vostro servizio o il vostro prodotto è: ma questa cosa potrebbe capitare anche a me? Ok, quindi se non do nessuna risposta, il rischio è quello che il cliente pensi che effettivamente ha ragione il cliente che ha scritto la recensione negativa. Nella maggior parte dei casi il cliente si identifica in un altro cliente, non certo in voi. Quindi rispondete alle recensioni sempre con
con pacatezza, state calmi, respirate, rispondete anche il giorno dopo, magari se la cosa vi ha fatto bestialire, perché so benissimo cosa vuol dire ricevere recensioni negative, dove magari voi vi siete anche comportati bene, è andato tutto perfetto, però c'è stata quella piccola virgola, no, dove il cliente non è stato completamente soddisfatto e vi lascia la recensione negativa. Però è importante andare a prendere la recensione che ha scritto il cliente, andare a ringraziarlo per la recensione, anche se negativa, dovete ringraziarlo per cui si è preso la briga di scriverla, quindi dovete pensare che lui ha investito il suo tempo sulla vostra attività, quindi ringraziatelo. Andate a prendere andate a spacchettare, diciamo, la recensione, analizzate quello che è scritto e andate a dire la vostra versione. Se avete sbagliato, ammettetelo, non fate come tanti, no, che si mettono a trattare a pesci in faccia al cliente dicendo ma se gente come te non è gradita nel nostro locale o roba del genere, evitate assolutamente, dovete essere obiettivi, oggettivi e anche insomma cercare di non andare a forzare troppo la mano col cliente. Dite la vostra con obiettività e stop, insomma. Di recensioni ne so qualcosa, perché appunto una mia startup, come qualcuno magari sa, è Recensione OK, un tablet che noi forniamo ai ristoratori per ottenere feedback reali dai propri clienti, e feedback specifici anche, perché appunto viene consegnato un tablet al cliente dopo la cena, dopo il pranzo, in cui vengono chieste appunto determinate domande, valutazioni, eccetera, eccetera. Quindi ecco, conosco bene questo ambito. Vi consiglio, non fatelo adesso, magari fatelo dopo, metterò il link nel gruppo senza che se no dovete uscire, vi perdete, eccetera. Ho preparato una guida ancora molto tempo fa, una guida gratuita con una trentina di risposte corrette alle recensioni di diverso tipo, sia positive che negative, di ristorazione o anche di altre categorie, quindi vi consiglio di scaricarla, è gratuita. Okay. Bene, punto numero 7. Anche questa è una cosa che fanno in pochissime attività sfruttano questa possibilità. Create dei post utili. Creare dei post su Google My Business è come crearli su Facebook, più o meno, molto, molto più o meno. Questa è visibilità gratuita, assolutamente gratuita. Dovete sapere che, come dicevo prima, centinaia e migliaia di persone ogni mese cercano informazioni, quindi trovano informazioni sulla vostra attività, vedono la vostra scheda My Business e quindi vedono anche la sezione post, e quindi vi permette di entrare in contatto con i clienti quando sono ancora all'interno di Google. Quindi quello che vi consiglio di fare è crearli con regolarità, almeno una volta a settimana. Dovete sapere che appunto la loro visibilità dura 7 giorni, al massimo 7 giorni, potete anche farli durare meno, quindi non hanno un tempo infinito. Si può con un modo anche farli durare un po' di più, però 30 giorni, ma insomma vi consiglio comunque di utilizzarli con regolarità. E potete appunto inserire post di diverso tipo. L'importante è che siano utili per i vostri clienti, date dei contenuti, date delle informazioni che siano utili, non stupidaggini o pubblicità banali, insomma. Ad esempio, ecco, ho scritto degli esempi: avete un negozio di abbigliamento, vi arriva una nuova collezione, potete pubblicare un post dove, ad esempio, mettete la foto di alcuni abiti di questa collezione, magari ancora meglio sarebbe un video dove andate a commentare magari gli abiti che vi sono arrivati, oppure, che ne so, se avete un locale e organizzate una degustazione di vini, pubblicate che c'è questo evento, anche perché potete inserire appunto delle informazioni specifiche, foto, descrizione, anche un URL a un sito, al vostro sito, quello che è, e quindi potete anche delle offerte, delle promozioni, potete pubblicare delle promozioni a tempo. Potete, chi lavora nell'hotelleria, hotel, bed and breakfast, nel turismo, insomma, sapete, ci sono spesso concerti, eventi, voi magari siete vicino a un concerto, un evento, vabbè, adesso è un po' più complicata, però insomma
ce ne sono ancora di eventi, insomma, a cui si può partecipare, e voi potete fare un post informativo sull'evento che c'è vicino al vostro hotel, e quindi nello stesso tempo spingere i clienti a prenotare nel vostro hotel. Ok, vedo c'è una marea di commenti, poi ragazzi li prendo alla fine. Vediamo se c'è qualcosa che magari nel frattempo si può aggiungere a discorso. Le recensioni, vedo che ho toccato un tema scottante sulle recensioni, no? Magari rispondo intanto a qualche domanda sulle recensioni, dato che stavamo vedendo questo. Le recensioni sono rilevanti su Google più per numero di recensioni o per livello, Elena? Allora, anche qui è una... Google sicuramente non va a scompartimenti, quindi il suo algoritmo ragiona incastrando determinati fattori, quindi sicuramente è importante il numero ed è importante il livello. Il livello intendi il numero di stelle, immagino. Anche qui è importante, la cosa su cui potete concentrarvi e su cui avete possibilità di agire è quella appunto della costanza e della regolarità, quindi cercate di avere con regolarità queste recensioni, non solo come numero di recensioni, ma anche come valutazione, quindi è importante chiedere ai vostri clienti le recensioni, quindi la maggior parte dei clienti vi darà, se non siete proprio dei... cioè un business che deve fallire, insomma, vi daranno recensioni la maggior parte positive, no? Quindi cercate di stimolare i clienti a lasciarvi le recensioni, perché la maggior parte saranno positive probabilmente. Alessia, l'unica recensione che ho è la mia, come faccio ad averne altre? Ecco Alessia, l'avevo detto prima, sfrutta quel link personalizzato che ti crea Google e cerca di spingere i clienti a scriverle. Non dare mai niente in cambio, è una cosa trash, è orrenda, sia agli occhi di Google, sia negli occhi dei clienti, perché significa, se io ti scrivo una recensione in cambio di uno sconto di un prodotto, eccetera, io come cliente vado a pensare che tutte le recensioni positive che hai avuto finora le hai avute solo perché mi hai corrotto in qualche modo, no? con un prodotto. Quindi cercate dei modi intelligenti per chiedere ai vostri clienti, anche chiedendole a voce o mandandogli una mail in automatico per ogni cliente. Ecco, la cosa importante è cercare magari di utilizzare dei software, nella ristorazione ci sono i software di prenotazione, idem per le parrucchiere, i centri estetici. Cercate di utilizzare software che per ottenere dati dei vostri clienti in modo da impostare degli automatismi email, Facebook, WhatsApp per chiedere le recensioni ai clienti. Vado un po' veloce sui commenti, ragazzi, perché sennò non finiamo più. Meglio farsi recensire, Giacomo, su Facebook o su Google? Fare una recensione ai clienti è difficile, molto difficile. Anche qua, Giacomo, dipende. La cosa migliore sarebbe entrambe, poi dipende anche te da qua, se ti concentri su uno o sull'altro. Perché se per esempio la pagina Facebook è morta e lasciata là da 2 anni, inutile che vai a chiedere ai clienti le recensioni su Facebook. Se invece segui entrambi, cerca magari di smistarle, o per esempio su Facebook si possono fare delle campagne ads, insomma, campagne pubblicitarie, diciamo, sui clienti che hanno visitato la tua attività, in modo di stimolarli a scrivere la recensione. Su Google si può sfruttare altro, insomma, cerca magari di salire su entrambe. L'handicap della recensione di Google è che il recensore deve avere un account Gmail, esatto, sì. Sì, è un handicap tra virgolette, perché ormai ci sono talmente tante persone iscritte a Google o che usano prodotti di Google, perché dovete sapere che appunto se ho un account su YouTube, ho un account su Google, ho un account su Gmail, insomma ho un unico account, quindi in un modo o nell'altro l'utente è iscritto a Google, insomma ce ne sono pochi che non lo usano. Scusa, ma avendo un'azienda dobbiamo creare un account con il suo nome.
Sì, Barbara, ok, questa magari la tengo alla fine come domanda, vediamo se ne sono altre sulle recensioni. Anzi, soprattutto rispondere alle negative, sì, esatto, importantissime negative. La critica in ogni caso è sempre costruttiva, esatto, Irene. Vanno prese così le recensioni negative, come una critica costruttiva che voi potete sfruttare per migliorare la vostra attività. E considerate sempre che quando rispondete alla recensione negativa o anche alla recensione positiva, non rispondete solo alla persona che l'ha scritta, ok? Questo dovete ficcarlo in testa, non rispondete solo alla persona che l'ha scritta, ma anche a tutte le altre persone che vedranno la recensione e non la vedono solo fra una settimana o fra due, la vedranno anche per anni, perché le recensioni restano come in una fedina penale della vostra attività. E Google può mostrare le recensioni di 2 anni fa, perché appunto se voi vedete le recensioni vengono messe in ordine di una sua priorità, tipo Google può mostrare al cliente recensioni di 3 anni fa, quindi non hanno morte le recensioni. Ok, va bene. Andiamo avanti. Allora, qua, ai messaggi. Anche questa è una funzionalità importantissima. Non è attivabile purtroppo per tutti. Non so se cambi in base al tipo di attività o a cosa sia. Insomma, purtroppo non è attivabile per tutti. Ed è la funzione messaggi. Quindi questa che vedete sulla destra è appunto una scheda My Business di un'attività. Dove vedete appunto i soliti classici messaggi, vabbè, questo è in inglese, comunque chiama, direzioni, sito, eccetera, e potete appunto attivare anche la funzionalità messaggi. Il cliente, cliccandoci sopra, semplicemente vi manda un messaggio e voi lo ricevete nell'applicazione di Google My Business. Dovete avere l'applicazione, installatevela, perché questa funzionalità di messaggi non può essere attivata da desktop, da PC, diciamo. Se accedete da PC non la vedete, dovete installare l'app, c'è una tab che si chiama clienti, se non ricordo male, e da lì appunto potete attivare la funzionalità messaggi. Ve ne arriveranno parecchi, dipende anche chiaramente dal tipo di attività. È importantissimo che se l'attivate rispondiate ai clienti, perché dovete rispondere entro 24 ore, altrimenti Google dà Google dà, non mi ricordo se o rischiate che vi disattivi la funzionalità oppure se segnala ai clienti che insomma ci mettete tempo a rispondere. Però insomma rispondete velocemente anche nei confronti, anche per rispetto dei clienti, rispondete prima possibile. Quando il cliente vi scrive un messaggio è caldo, sta per fare un'azione, quindi se aspettate, più tempo aspettate, più è probabile che il cliente abbia o già trovato un'altra soluzione dal vostro competitor, abbia cambiato idea, eccetera, eccetera. Quindi cercate di rispondere prima possibile, è molto, molto importante. Siamo al penultimo consiglio. Allora, create le FAQ. Cosa sono le FAQ? Sono le domande frequenti. Questo è un trucchetto molto molto interessante, molto utile, che funziona. Quello che dovete fare è semplicemente andate nella vostra scheda, anzi cercate col nome della vostra attività su Google la vostra attività, quindi ristorante Ciccio Pasticcio, vi viene fuori la vostra scheda. In questo caso interagite come se foste voi, se foste un cliente, trovate la sezione domande. Clicchi su fai una domanda, quindi ti fai, diciamo, la domanda e poi all'interno del tuo account My Business vai a rispondere alla tua stessa domanda. Ok? Questo è molto importante perché andate a risolvere in anticipo quei dubbi che potrebbe avere il vostro cliente. Ad esempio, facciamo un esempio, restiamo nella ristorazione, che mi viene più facile, sono un ristorante, le domande più classiche che possono essere fatte sono: è necessario prenotare? E allora scrivete una domanda: è necessaria la prenotazione? Poi andate a rispondervi autonomamente, andate sul Google My Business e scrivete: sì, è gradita la prenotazione, che può essere effettuata chiamando al numero bla bla bla, oppure tramite il nostro sito o via mail, eccetera, eccetera.
ok? Oppure un'altra potrebbe essere c'è parcheggio, magari no. Prendetevi le domande classiche, voi lo saprete benissimo quali sono le domande più diffuse, scusate, le domande più che vi fanno più spesso i vostri clienti, più frequenti. Prendete le domande più frequenti, scrivetele e poi andate a rispondere. In questo modo evitate magari anche di rispondere alle solite domande che vi possono arrivare per messaggio o via telefono, eccetera, e date già subito delle informazioni importanti ai vostri clienti. Ok, arriviamo all'ultima, ma non per questo meno importante, anzi questa è fondamentale ragazzi, questa cosa. Come vi dicevo all'inizio, l'obiettivo di Google da quando è nato è rispondere a delle domande, o meglio, dare delle informazioni a delle richieste che fanno i loro utenti. Quindi qual è il suo obiettivo? Il suo obiettivo è dare informazioni precise, aggiornate, in base a quello che vogliono sapere le persone che usano Google. Quindi, se voi, per esempio, non avete rivendicato, si dice, la vostra scheda My Business, Google non è che non mostra informazioni sulla vostra attività, le mostra comunque, solo che mostra informazioni che lui prende in automatico, sfruttando le informazioni che riesce ad ottenere. Okay? Se voi, ad esempio, non avete ancora rivendicato la scheda, vedrete che cercando il nome della vostra attività su Google escono delle informazioni, no? Come quindi nome attività, numero di telefono, indirizzo e qualche dettaglio sull'attività che lui prende magari entrando nel vostro sito, vedendo qual è il numero di telefono, oppure tramite segnalazioni dei clienti, perché dovete sapere anche che qualsiasi persona può segnalare, inserire delle informazioni sulla vostra attività, perché il suo scopo è appunto quello di avere delle informazioni aggiornate. Lui sa benissimo che tantissime attività non rivendicano la scheda oppure non aggiornano le informazioni e lui non può prendersi il rischio di dare delle informazioni sbagliate, anche se a volte la canna, come vedete nell'immagine che ho messo qui a destra, perché sono macchine che fanno questi lavori, non sono degli umani, sono delle macchine e possono sbagliare. E quindi si avvale anche degli aggiornamenti degli utenti. Ci sono degli utenti che si chiamano local guide, cioè delle guide locali che in cambio di premi stupidi che dà Google prendono dei punti quando per esempio inseriscono una recensione sulla vostra attività, aggiornano un'informazione o fanno altre attività, insomma, che per Google sono importanti. E Google appunto ogni tanto fa degli aggiornamenti, li fa spesso degli aggiornamenti che voi potete accettare o meno. Se voi non date alcun riscontro sugli aggiornamenti che lui vi propone, mi sembra dopo un mese, li applica direttamente alla vostra scheda. Quindi potreste ritrovarvi, come nel caso di questa pizzeria Brandi, che è una famosa pizzeria di Napoli, che qualche anno fa, 2016 se non ricordo male, ha fatto una bella causa da 1 milione di euro al buon Google, perché cosa è successo in questo caso? Che Google aveva segnalato che Pizzeria Brandi era definitivamente chiusa. Quindi tutte le persone, clienti o potenziali clienti che cercavano Pizzeria Brandi su Google vedevano questa informazione. Quindi immaginate cosa vuol dire per una pizzeria che in questo caso magari fa centinaia e centinaia di clienti ogni giorno. Sapete bene cosa vuol dire avere un'informazione di questo tipo su Google. Quindi in questo caso hanno fatto causa, hanno subito un danno di immagine incredibile. I concorrenti ci sono dati a nozze chiaramente su questo e oltre al danno di immagine hanno avuto anche il danno economico. Quindi se volete farvi magari un milioncino a causa per 1 milione di euro a Google, lasciate la vostra scheda abbandonata, oppure, cosa che vi consiglio di fare, è prenderla in mano, controllare gli aggiornamenti e tenerla aggiornata in modo che non ci siano problemi. Ad esempio, gli orari,
inserite gli orari aggiornati, inserite gli orari che fate magari durante le festività, oppure anche in questo caso vi sarà arrivata sicuramente un'email, no? Quando c'è stato la chiusura, il lockdown, avrete visto che Google in tutte le schede My Business ha messo attività temporaneamente chiusa. Adesso gradualmente ha iniziato ad aggiornare in automatico tutte le schede. In alcuni casi potrebbe essere che vi dia ancora come temporaneamente chiusi, mentre in realtà siete aperti. Guardate che queste sono veramente cose importanti, non date per cioè, non date per scontato che il cliente sappia già queste cose, oppure non cerchi informazioni su di voi su Google, anche se è già il vostro cliente. Perché su Google non ci sono solo i potenziali clienti, ci sono anche i vostri clienti che cercano informazioni su di voi, magari per vedere gli orari. Io, per esempio, se devo andare in qualsiasi negozio, ristorante, eccetera, quello che faccio è cerco su Google e controllo gli orari sperando che siano aggiornati. Non c'è cosa più fastidiosa che vedere aperto dalle 3 alle 7, vai lì alle 3:30 e scopri che apre alle 4, per esempio, no? O cose di questo tipo. Quindi tenete aggiornati tutti i vostri dati, anche quelli più stupidi. Compilate tutti i dati, soprattutto della vostra scheda. Ce ne sono alcuni che magari non sono obbligatori, però compilateli, male non vi fa può solo che migliorare il vostro posizionamento su Google, che vuol dire anche su Google Maps, ok? Non è solo Google, ma anche Google Maps. Quindi questo vuol dire che se uno cerca meccanico a Vicenza, significa che potrò comparire su Google Maps, potrò comparire tra i tre sul local package, cioè le tre attività che Google mi propone in automatico, e hanno una visibilità pazzesca. Ok, quindi sono cose molto molto importanti. Ok, per concludere, non gestire e ottimizzare la scheda My Business della tua attività è come dire a un cliente interessato a ciò che offri, no, grazie. Ok, questo è il riassunto di tutto questo. Quindi non lasciate in mano alle macchine di Google i vostri dati, la vostra attività. Sfruttate questo strumento perché è uno strumento gratuito, è uno strumento assolutamente gratuito e anche, insomma, relativamente facile da usare. È chiaro che ci vuole tempo, ci vuole costanza, ci vuole impegno, però è uno strumento importantissimo che tantissime attività sottovalutano. Quindi questo vuol dire che anche i vostri competitor probabilmente lo sottovalutano, quindi è un elemento di differenziazione dai vostri competitor, e vuol dire essere presente in un canale che i vostri clienti utilizzano. Ok, quindi voi dovete andare dove ci sono i vostri clienti e dare informazioni, dettagli, dati, e rispondere alle domande dei vostri clienti nel posto dove sono. Ok? Dovete prendere il controllo subito. Se non avete rivendicato la vostra scheda My Business, fatelo immediatamente. È abbastanza facile da fare. Se l'avete già fatto e avete un po' lasciato abbandonata la vostra scheda My Business, riprendetela subito in mano. Se avete bisogno di aiuto su Google My Business, mandatemi un messaggio in privato, mandatemi una mail, vedrò insomma di aiutarvi. Questa è veramente una cosa importante da fare, ve lo consiglio assolutamente. Ok ragazzi, vi ho detto i 10 trucchetti, spero che vi sia piaciuta questa lezione, perché alla fine è proprio una vera e propria lezione. Direi a questo punto di passare alle domande. Ce ne sono veramente una marea. Adesso devo un attimo scorrere anche all'inizio. Intanto voi scrivete nei commenti le domande e poi mano a mano le prendo. Allora, qua c'è il buonissimo Andrea Del Grosso che scrive un suggerimento indicazione. Allora, se un cliente pubblica una foto della vostra attività che per determinati motivi, privacy, luogo riservato,
non possono e non devono essere online, è possibile chiedere a Google la rimozione del contenuto. Esatto. La rimozione non può farla direttamente il proprietario della scheda, in quanto la foto è stata caricata da terzi. Esatto, esatto, questa è una cosa importante. Voi potete appunto, su tutto ciò che viene pubblicato dai vostri utenti, dai vostri clienti, dalle persone che frequentano la vostra attività, potete chiedere la rimozione. È poi Google che eventualmente la farà, non è che cliccate elimina e viene eliminata. Però insomma è una possibilità. Stefania chiede, è automatico il collegamento Google canale YouTube? Stefania, tu parli appunto dell'account, no? Quindi una persona che ha un account Google ha in automatico anche un account su YouTube? Mi sembra proprio di sì, perché e lo stesso vale per Gmail. Con lo stesso account posso accedere a tutti questi a queste piattaforme. Ok, allora, chiaro, sì, chiaro. Ci fai anche un'analisi di un caso reale, Giacomo. In che senso analisi? Scrivimi magari nei commenti, Giacomo, cosa intendi che eventualmente adesso facciamo. Lara, tutto chiaro? Quello che hai spiegato in 20 minuti ci ho messo 6 mesi a capirlo da sola. Grande Lara, mi fa piacere, dai, che adesso in 20 minuti hai risolto 6 mesi di dubbi. Per Lavinia, per la ceramica non c'è una categoria specifica se non quella generica di negozi di ceramica. Molti mi cercano per avere pavimenti, lo trovo molto sconveniente. Certo, immagino. Infatti questo è proprio il problema. Voi dovete trovare la categoria più adatta a voi. Per la ceramica. E tu cosa fai nello specifico, Lavinia, che non mi ricordo? Tu fai produzione di ceramica? Prova magari con le parole chiave, no? Tra le categorie ci sono le parole chiave, prova eventualmente a trovare, usare delle parole chiave simili alla tua e vedere se c'è altro. Le recensioni, ok, qua sono tutte le cose delle recensioni a cui ho risposto prima. Allora, ma c'è una marea di commenti. Mi piace l'idea dello screenshot di una bella recensione pubblicata sui social. Sì, esatto, Stefania. È una cosa che funziona parecchio, perché questa è riprova sociale. Quindi noi, per esempio, con recensione ok, mandiamo a chi lo usa, ai ristoranti o attività che lo usano, mandiamo un'email automatica. Il giorno dopo che il cliente è stato nell'attività, mandiamo un'email automatica dove gli chiediamo una cortesia a nome del ristorante o dell'attività di scrivere una recensione e mettiamo 3 recensioni già lasciate da altri clienti, anche per dare qualche spunto, per far capire che non occorre scrivere un papiro e far vedere che insomma anche altri hanno scritto delle recensioni. È molto utile anche per i clienti e invoglia, facilita i clienti. E c'è uno spazio apposito per i post? Sì, Sandra, c'è uno spazio, nella scheda My Business in fondo c'è, vediamo, ti condivido la mia pagina. Allora, vi faccio vedere la scheda My Business di un mio sito. Questo è un e-commerce, quindi non è proprio un'attività locale, è un e-commerce, vendo in tutta Italia prodotti di illuminazione. Questa che vedete a destra è la scheda My Business, quindi qua ho cercato illuminazione d'epoca, che è il nome dell'attività. Come vedete qui, appunto, adesso questa scheda My Business non prendetela come esempio perché l'ho seguita malissimo e non la sto proprio aggiornando, non la sto seguendo più di tanto. Perché appunto io non ho moltissime, essendo un e-commerce, è diverso il discorso rispetto alle attività locali. Un'attività locale ha molte più ricerche, ha molto più utilizzo, però qua è che ho pochissimo tempo, ma dovrei mettermi anch'io a sistemarla un po' questa. Come vedete, appunto, qui c'è la descrizione. Questo è un esempio di un post, ad esempio.
Questo, qua ho inserito una promozione, come vedete la foto non è neanche fatta benissimo, perché andrebbe ottimizzata per essere quadrata. Questo l'avevo fatto come esempio in un'altra diretta, ho messo uno sconto in una lampada ministeriale e il cliente può sfruttare questa promozione. Questo è un esempio di post, quindi come vedete insomma la visibilità non è male su queste cose. Ok, aspetta che torniamo qua. Allora, poi, Stefania, noi che durante il lockdown abbiamo aperto un canale YouTube per spiegare delle tecniche ai clienti, ad esempio, potremmo pubblicare un post su Google per far sapere che questo canale esiste? Potrebbe essere un veicolo anche per aumentare gli iscritti al canale stesso? Allora, Stefania, quello che ti posso consigliare nel tuo caso, magari non metterci banalmente il link al tuo canale YouTube perché otterresti pochi risultati. Metti piuttosto un video che è presente sul tuo canale YouTube, tu che fai appunto le lavorazioni, come si dice, no, decoupage, insomma quelle cose lì, no? Tu fai dei bellissimi video su YouTube, mettici semplicemente uno dei video che hai fatto, lo metti come post. In questo modo vengono anche reindirizzati su YouTube, vedono il tuo canale, magari sui video scrivi anche alla fine che possono seguire il tuo canale, eccetera, eccetera. Grazie, siamo su entrambi. Allora, sì, Giacomo, esatto. Lavinia, non ho capito bene come inserire la sezione domande e risposte. Allora, ti faccio vedere come funziona. Allora, questa è la mia scheda Google My Business della mia attività, no? Tutti voi avete una sezione domande, quindi io posso cliccare qui su fai una domanda e scrivere una domanda tipica che potrebbe essere, vediamo, nel mio caso dell'e-commerce potrebbe essere la effettuate resi dopo, no, è possibile effettuare il reso dopo l'acquisto. Ok, questa è una domanda standard. Adesso io ho inserito questa domanda nella mia scheda. Dall'altra parte, qua, questa è la mia, il mio account, diciamo, per gestire la scheda My Business. Mi troverò la domanda fatta dal cliente, cioè me stesso. Allora, scusate un attimo che adesso non mi ricordo più dove era la sezione delle domande. Dov'è che la mette? Messaggi, no? No, forse la vedo solo da applicazione. No, forse le domande si vedono solo dall'applicazione. Sì, perché uso più l'applicazione che questo. Vediamo, forse utenti, no. Sì, le domande si vedono dall'applicazione. Comunque, vabbè, dall'applicazione poi troverò la domanda e vado a rispondere, come sempre con illuminazione d'epoca, scriverò sì, i resi sono gratuiti e possono essere effettuati entro 14 giorni, bla bla bla, eccetera, eccetera. Ok? Poi, scusa, forse me ne sono persa, che vuol dire rivendicare la scheda? Allora, rivendicare la scheda significa diventare proprietario, tra virgolette, di quella scheda. Quindi dico a Google, guarda Google, io sono il proprietario di questa attività, voglio gestirla. Potete appunto cercare, scrivete il nome della vostra attività su Google, vi faccio vedere, facciamo un esempio. Vediamo, ristorante
questo che ho qua, questo sicuramente ha la scheda rivendicata, però vi troverete questa voce: sei il proprietario di questa attività? Qui mi dirà che qualcun altro l'ha già, è già stata verificata da qualcun altro, potrei anche richiedere l'accesso, ma non avrebbe senso. Comunque, nel caso non sia stata rivendicata, faccio rivendica insomma l'attività e poi compilo le informazioni. Google manderà una scheda, spedirà proprio un codice via posta, ti arriverà una posta in modo che verifichi anche l'indirizzo, eccetera. Mi sembra si possa anche tramite telefono, però di solito arriva la scheda, inserite questo codice e ci vuole tipo neanche tantissimo, una settimana, e in questo modo potete gestire i dati. Anch'io ho visto sul mio l'altro giorno temporaneamente chiuso, Doriana. Tu adesso appunto sei aperta o sei chiusa? Perché se sei aperta, vedi, devi andare a intervenire subito su questa cosa, segnalando, appunto cambiando questa voce. Oppure, ad esempio, ho visto un'altra cosa su un ristorante che stavo seguendo, tra le varie voci, no, che mi propone nella scheda My Business di questo ristorante, può proporre appunto delle voci tipo consegna a domicilio, asporto, possibile l'asporto, roba di questo tipo. In questo ristorante, che adesso sta lavorando tantissimo con la consegna a domicilio, la consegna a domicilio era indicata come non possibile. Quindi anche questo è un danno economico, perché il cliente che cerca informazioni su Google di questo ristorante si trova consiglio a domicilio non possibile, probabilmente non chiama e non fa l'acquisto. Barbara, posso sapere per favore perché se io vado a settare le opzioni di pagamento solo contanti, per ora utilizzo solo questa modalità, Google quasi immediatamente me lo contrassegna di rosso e me lo barra? Significa che non è accettato? Allora, se te lo segna di rosso e te lo barra, se te lo segna di rosso e te lo barra, questa è una cosa che devo verificare. Questa è una cosa che devo verificare. Forse va in contrasto con i dati che ha lui. Però questa cosa te la verifico perché non vorrei dire una stupidaggine. Michele Cherubini, ci sono anch'io. Ok, ciao Michele, grande. Anch'io non ho capito bene. Silvia era riferito al post, forse, no? A come pubblicare. Scusami, alle domande e risposte. Quindi ho appena risposto. Paolo, posso ricordarti la mia domanda sull'info? Ok, sì, poi prendo anche le domande che avete pubblicato sul gruppo. Io ho un account privato, dove crearne uno nuovo aziendale. Allora, Michele, cosa intendi per account privato e account aziendale? Perché appunto tu puoi, mi sembra che cioè con un normalissimo account a Google tu puoi rivendicare la scheda. Sì, Sandra, sì, io ce l'ho e controllo gli aggiornamenti, ma a parte poi all'inizio non ho più aggiornato le foto. Ecco, vedi, questa è una cosa importante da fare, le foto, inserire video con costanza. L'importante è la costanza. Non fate magari adesso da domani inserite 1 miliardo di foto e poi per una settimana e poi mollate tutto, perché insomma sarebbe controproducente. Piuttosto, come dicevo all'inizio, fate un bel po' di foto, anche fatele fare da un fotografo, o fatele voi anche col telefono, tanto ormai i telefoni fanno delle foto eccezionali, e poi mano a mano andate a pubblicare, tanto ci vuole un attimo. Potete pubblicarle anche direttamente dal telefono, le scattate, le pubblicate. Sì, ceramica artigianale, Lavinia, ok. Sì, non so sinceramente che categoria tu possa usare, però appunto cerca magari con dei sinonimi eventualmente o cose di questo tipo. Caso reale, vedere una scheda di un'attività e commentarla insieme, errori, cose corrette, magari una diretta lampo de tu a metà settimana. Sì, direi di sì, Giacomo, perché siamo già a 70 minuti. Potremmo fare eventualmente che
o mi segnalate voi qualche scheda My Business, mi date le vostre, potremmo far così, faccio domani un post dove mi segnalate chi vuole, insomma, segnalare la scheda My Business e le analizziamo insieme. Mi spiace tantissimo, ma non sono riuscito a seguire la diretta. Buonasera a tutti voi. Sì, purtroppo Katia, poi questa diretta la replica non è disponibile, quindi oppure vedremo in qualche modo, adesso vediamo cosa fare, perché c'era parecchia gente che non riusciva a seguirla in diretta. Perdonami, puoi ripetere come attivare i messaggi? Allora Stefania, vado a memoria perché non ho il telefono sotto mano, però se puoi farlo solo dall'app, scaricati l'app Google My Business sul telefono, vai su, ci sono 4 voci in basso, una è clienti, e lì ti trovi la funzione per attivare i messaggi. Puoi pubblicare le foto delle slide sul gruppo? Walter, no, assolutamente no, perché questa è una lezione. Adesso vedrò se metterla a disposizione più avanti, però vedremo. Paolo, dove posso trovare la guida che hai nominato prima sulle recensioni? Ah sì, allora vi metto qui il link, ve lo scrivo qua. Allora, www.recensioniok.it/guida. Qui appunto è una guida che ho scritto dove ci sono, potete scaricarvela inserendo la mail, vi arriva via PDF, ci sono delle indicazioni utili, dei consigli per rispondere alle recensioni, sia positive che negative, e poi ci sono una trentina di esempi, quindi la recensione che è stata scritta e come si può rispondere correttamente. Conviene aprire il sito con Google My Business. Sandra, in che senso? Non ho capito la domanda, se puoi riscriverla. Che ne pensi dell'apertura del sito proposto da Google My Business? Cosa intendi? Cioè che quando clicco sul bottone, il bottone sito? Anche questo non ho... Prova a riscriverlo perché non ho capito cosa intendi di preciso. Aperta, ok, Doriana, bene. A me eccolo qua, questo è un classico. Anzi, aspetta che mettiamo le guardo da qua, che così le pubblico, le domande che fate. Allora, a me per rivendicare la scheda mi hanno contattato dicendo che era a pagamento e mi hanno chiesto 250 euro più IVA. Allora, non fatevi fregare da sti bastardi che fanno queste robe, ragazzi, perché aprire, cioè rivendicare la scheda My Business è assolutamente gratuito. È assolutamente gratuito e potete anche farvelo da soli. Se potete anche affidarvi a qualcuno che vi gestisca la scheda My Business, quindi in questo caso ve la prende in mano e vi pubblica i post, risponde magari per voi eventualmente alle recensioni positive, tiene monitorati gli aggiornamenti, va a fare magari un controllo delle informazioni che sono state inserite, insomma attività da fare ce ne sono, e magari allora per questo ha senso che chieda soldi, ma non esiste che vi chiedano soldi per rivendicare la scheda. Questo è, cioè, soprattutto non esiste che vi chiedono 250 euro perché è un'attività che potete farvi benissimo da soli, non ha assolutamente senso, non fatevi fregare da sta roba. So che è pieno di furbastri del genere. Temo sia una truffa, sentiamo Paolo che dice, esattamente. Beh, più che truffa, sai, è sempre questione di dare valore al tempo, nel senso, se per me come attività ha valore pagare 250 euro a una persona che non fa altro che compilare 2 dati sulla mia attività, telefonarti quando arriva la scheda chiedendoti il codice da inserire, eccetera, se per te vale 250 euro, non è una truffa. Semplicemente dovete sapere che insomma, se vi chiedono soldi per, diciamo,
fare l'attività al posto vostro è una cosa, ma se vi chiedono soldi dicendo che Google chiede 250 euro, ad esempio, o roba del genere, quella sì è una truffa, perché Google non chiede assolutamente nulla. Allora, lo avevo aperto perché c'era un vecchio numero di telefono ora non attivo. Se ho fatto qualcosa, ho fatto aprire da un cliente, mi sembra che ora sia corretto. Sono riuscito a cambiare il numero di telefono. Aspetta che non capisco a cosa ti riferisci. Qua devo trovare il tuo commento. Ah, Doriana. Cosa intendi? Cioè, avevi aperto cosa? Intendi la scheda My Business? In realtà non è che la apri, la rivendichi perché esiste già la scheda My Business, solo che puoi appunto prenderla in gestione. Allora, posso gestire tutto col mio account privato? Sì, 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 puoi gestire assolutamente con l'account privato. Poi, l'ho rivendicata da pochissimi giorni perché stavo giusto facendo degli aggiornamenti e non mi ha contattato nessuno. Ho seguito semplicemente i vari step, seduta, stante e stop. Ok, Deborah. Sì, penso sia una truffa, secondo denaro, sì, ok. Cioè, appunto, dipende, ragazzi, da cosa ti chiedono. Aspetta, questa... Google a pagamento ti propone l'apertura di un sito con loro. Fammi vedere se forse intendi quello che c'è nella scheda My Business, cioè nell'account business. Nel senso, non mi sembra che Google ti chieda di aprire un sito con loro, almeno a me non lo dà. Vediamo forse qua, sito web, vediamo se è questo. Ah, quindi sì, ok, no, questa funzione non l'ho mai utilizzata in realtà. Sì, quindi puoi creare un sito, sì, in effetti, che ti costa 12 euro l'anno. Oddio, allora, anche qua dipende sempre da quello che sono le tue necessità, i tuoi obiettivi. Avere il sito in alcuni casi, cioè, può servire, anche no. Creare un sito per lasciarlo abbandonato ha poco senso. Un sito ha senso se fa parte di una strategia che è stata pianificata e ci sono degli obiettivi che ti sei posto, insomma, o posta. Aprirlo giusto per fare, insomma, può aver senso come no, dipende anche dall'attività che hai, dipende da tante cose. Allora, questa è una domanda classica. Come funziona l'algoritmo post di Google? Hanno visibilità in base a se si paga o no? Allora, no, assolutamente. Allora, tu puoi pagare per le pubblicità, no? Quindi, ad esempio, faccio vedere. Facciamo un esempio. E condivido. No, sbagliato. Questo. Ok, allora cerco, vediamo, una cosa che può avere parecchie ads è spurghi, ecco, gli spurghi sono una roba che c'è una battaglia pazzesca. Ok, quindi quando queste che vedete con scritto annuncio, queste sono delle ads, quindi queste aziende pagano ogni volta che viene fatto un click. Però queste appunto sono cose a pagamento.
Queste invece, ad esempio, questo è il local pack, questi sono quei 3 risultati che vi dicevo che derivano da Google, dai dati di Google My Business. Praticamente queste aziende non pagano per essere presenti in questa ricerca. Qua è l'algoritmo di Google che decide in base a tanti fattori quali aziende mostrare. Quindi voi con questi 10 consigli che vi ho dato stasera potete appunto migliorare la vostra posizione, la vostra visibilità su Google e per esempio uscire su questi 3 risultati, uscire sulle mappe, uscire sulle ricerche generiche, eccetera, eccetera. Ok, torniamo alle domande. No, questo era riferito ai 250 euro. No, solo per rivendicare la scheda, poi avrei dovuto gestirla io. Sì, 250 euro, lascia perdere, insomma, te lo puoi fare benissimo da sola. A Roma diremmo tacci, immagino sia riferito sempre ai 250 euro. Allora, il sito è gratuito, credo, scrive riflessi, digital photo, eccetera. Ma in realtà io non mi sono più di tanto mai informato, però almeno qua me lo dà forse per il dominio, quindi sì, ma il sito in sé è gratuito, paghi solo il dominio, probabilmente è quello. Ok. Ok, sono arrivato in fondo alle domande, ce n'era qualcuna, c'era qualche persona che aveva scritto giorni fa delle domande. Aspetta che riprendo il post, eccolo qua. Allora, c'era Elena che chiedeva: Google My Business dà la possibilità di collegare dei link, a parte il sito potrebbero essere i profili social, le keywords negli eventuali testi sono sempre fondamentali, corretto? Allora, qua ci sono 2 domande. Allora, sì, nella scheda My Business potete inserire anche, collegare appunto dei link. Potete ad esempio inserire, dipende anche dal tipo di attività, potete ad esempio inserire il link a un menu, ad esempio. Aspetta che vi mostro così. Ad esempio Bamburger, che sono bravi a gestire cose social. Allora, questa è la scheda My Business di aspetta che ingrandisco un po', di un locale che c'è qua a Vicenza. Ok, vedete allora praticamente questa che vedete a destra, no, è la scheda My Business. Come vedete vi propone le foto, gli esterni, la mappa per raggiungerlo. In automatico vi propone anche una soglia di costo, cioè vi indica se è un posto costoso o meno. Questa è la categoria in cui è stato inserito. C'è una descrizione, insomma ci sono varie informazioni e qua ad esempio vedete loro hanno messo prenotazioni e c'è il link a Facebook. Quindi loro mandano un link diretto alla pagina Facebook. Sì, mandano direttamente alla pagina Facebook loro. Vi consiglio magari di mandare i clienti in pagine specifiche, perché altrimenti si perdono. Anche qua vedete, potete inserire, questo è un ristorante, quindi ha la possibilità anche degli ordini per il delivery. Loro potete inserire anche più di uno, Facebook o Deliveroo. Quindi sì, potete inserire anche altri link. Ecco, ad esempio, questo è un esempio di post. Questa è una cosa che tra l'altro vi consiglio eventualmente anche di testare. Durante insomma, la pandemia Google ha introdotto anche questa cosa che abbiamo fatto anche noi con Torniamo Presto, quindi delle gift card. Quindi potete acquistare, potete pubblicare un post, no? Un post di quelli che vi ho mostrato prima,
in cui potete invitare i clienti ad acquistare una gift card. Ok, quindi anche questa è una cosa che eventualmente potete pubblicare sulla vostra scheda. Questa è la sezione domande e risposte. Vi consiglio appunto di sfruttarla, come dicevo, per le FAQ e comunque di rispondere anche alle domande. Non lasciate le domande abbandonate, vedete che loro rispondono. È importantissimo rispondere. Scusate che ho la zanzara che gira. Rispondete alle domande, non lasciatele abbandonate, rispondete alle recensioni. Ok, poi torniamo alle vostre domande. Poi c'è, aspetta, quelle che hanno fatto nel gruppo. Ah, scusa, la seconda domanda di Elena era: le keyword negli eventuali testi sono sempre fondamentali. Sì, come dicevo nel quinto, sesto punto, cercate di buttare dentro delle keyword, quindi delle parole chiave che i vostri clienti, i potenziali clienti potrebbero usare quando cercano informazioni su di voi, però non esagerate. Poi c'era Stefania che dice: Google offre anche molti servizi a pagamento, vorrei capire cosa offrono in più rispetto a quelli che normalmente noi aziende usiamo. Allora, Google sì, ne offre una marea, in questo caso stiamo parlando di Google My Business, e Google My Business non offre servizi a pagamento, a parte quello appunto del sito web, e basta, mi sembra. Quindi la scheda My Business ve la gestite gratuitamente, assolutamente, senza alcun problema. Walter chiedeva poi: ho un e-commerce, posso collegare il catalogo dei prodotti del mio sito con i prodotti di Google My Business? Mi sembra di no. Mi sembra di no, Walter. Forse, non so se per l'e-commerce venga aperta ma non penso, perché anch'io, ad esempio, con l'e-commerce non c'è una funzionalità per collegare un catalogo prodotti. Quello lo puoi fare non tanto sulla scheda My Business, ma con Google Shopping. Quello sì, però è un'altra cosa. Se hai un catalogo, cioè se fai vendita online, piuttosto usa Google Shopping. Se hai un catalogo prodotti su Google My Business, sì, puoi far poco in realtà, insomma, magari pubblicare qualche post, inserire, vediamo, forse sì, nella sezione prodotti. Allora, la sezione prodotti, sì, li puoi inserire a mano, diciamo. Non so se questa sia visibile per tutte le tipologie di attività, però appunto c'è una funzione, una schermata, sì, una sezione prodotti dove li puoi però inserire a mano, ecco. Non puoi importare tutto il tuo catalogo prodotti, e come può essere con e-commerce standard. Ecco, li puoi inserire a mano, quello puoi farlo assolutamente, ti consiglio anche di farlo. Chiaro che è non è, cioè ci vuole un po' di tempo, ecco, ci vuole un po' di tempo da dedicare. Poi c'era Michele Cherubini che chiedeva cos'è Google My Business. Spero che scherzassi, Michele, perché ti taglio i diti. No, cioè non puoi non sapere cos'è Google My Business, e se veramente eri serio, spero che tu stia seguendo questa diretta, e prendi subito in mano la situazione. Come si può gestire in più lingue? Esempio, se ho turisti come target, come posso fare a tradurlo? Questa è una gran bella domanda. È una gran bella domanda. E non so però se sia possibile la traduzione, cioè sia possibile far vedere due o più versioni, quindi multilingua. Mi sembra di no, mi sembra di no, mi sembra di no. È una cosa che eventualmente verifico, Giacomo, ma mi sembra non sia possibile. Ok, ritorno nelle domande in diretta, che queste erano state fatte prima della diretta. Allora, come si fa ad apparire nei primi 3 nomi che appaiono nella ricerca? Allora, i 3 nomi che intendi sono quelli che mostravo prima. Aspetta che torniamo qui. Allora,
ad esempio cerco ristorante di pesce a Vicenza, e il local pack è questo, sono i 3 appunto ristoranti a cui fa riferimento. In questo caso, come dicevo prima, Google fa un'autonoma selezione di quelli che sono i 3 ristoranti da mostrare. Lo fa in base al suo algoritmo e in base a determinati fattori, tra cui concorre a determinare la posizione quei 10 consigli che vi ho dato. Quindi le recensioni, se rispondete o meno a recensioni, se le ricevete con costanza, se i clienti scrivono appunto delle recensioni decenti anche, se voi avete compilato tutti i dettagli della vostra attività, se in-app è corretto, è coerente, se controllate gli aggiornamenti con costanza, ok? Quindi sono tutte quelle attività, questo apparire su questo local pack, su questi 3 risultati, è il risultato di un lavoro di costanza e di gestione corretta della scheda, della vostra scheda Google My Business. Poi vado, grazie per questa diretta. Grazie a questa diretta ho avuto la conferma che a parte sistemare le foto e YouTube me la sono cavata bene. Grazie, alla prossima. Ok. Purtroppo adesso non riesco a vedere il nome. Deborah, ok. Grazie a te, Deborah. Buona serata, ok. Si può eliminare la vecchia scheda che avevo prima di trasferirmi? Allora, anche questa è una domanda interessante. Cosa intendi? Nel senso, se tu hai preso in gestione un'attività, un locale, un negozio, quello che è, e quindi non hai in gestione la vecchia scheda del titolare precedente, la cosa che ti consiglio di fare è di contattare direttamente lui, che è la cosa più semplice, contattare lui e farti cedere la gestione della scheda. Quella è la cosa migliore. Se intendi altro, spiegati meglio e riscrivimi la domanda. Google nella mia scheda mette una foto dell'attività sbagliata, cosa devo fare? Questo può capitare in effetti. L'unica cosa che puoi fare è segnalarlo. C'è un'iconcina vicino alle foto o anche alle recensioni, ad esempio. Tutto quello che viene inserito dalle persone, dagli utenti, può essere segnalato a Google, quindi non fai altro che segnalarlo. Prega, perché non sempre viene tutto preso in carico, oppure ci vuole tempo, però insomma segnalalo. Una cosa che potresti eventualmente fare, una furbata, potresti anche chiedere in qualche modo ai tuoi clienti di segnalarlo, perché più persone segnalano che c'è un errore, chiaramente più è facile che Google in automatico prenda in carico la richiesta. Grazie Paolo, buona serata a tutti. Ok. Mi riscrivi per favore il sito di Google per le recensioni. Cosa intendi il sito di Google per le recensioni? Non ho capito cosa intendi. Intendi la guida per rispondere alle recensioni? Se la guida la trovi qua, la trovi in questo sito, recensioni.it/guida, altrimenti riscrivi per favore la domanda che non ho capito. Esatto, ok. Bene, allora, aspetto 2 secondi che magari mi riscriviate le risposte. Ok, Antonella, sì, quindi intendevi la guida qui, perfetto. Invece della vetrina mi mette la foto di un garage vicino.
Sei sicuro che sia una foto e non sia magari Google Street View invece? Sai, Google Street View è, magari per chi non lo sa, Google passa ogni tanto con quelle macchine con un aggeggio, no, attaccato sopra, sono delle fotocamere che appunto non fanno altro che scansionare tutto ciò che vedono e tu puoi navigare come se fossi in un videogioco e spostarti all'interno delle mappe tridimensionali e quindi non sono mappe, sono proprio la realtà e quindi tu vedi quello che c'è intorno. Quindi non so se ti riferisci a questo o a delle foto inserite magari da qualche utente. Se è una foto, effettivamente segnalala, l'unica cosa che puoi fare è quello. Sandra. Allora, avevo aperto la scheda della mia attività ad un indirizzo quando mi sono trasferita in un altro indirizzo. Quando mi sono trasferito in un altro indirizzo ho cercato di modificare la scheda, ma invece di modificarla me ne ha creata una nuova. Ora sul mio nome mi risultano due schede. Quella vecchia con scritto temporaneamente chiuso. Ah, ok. Sì, quindi tu ti sei trasferita, hai mantenuto il nome dell'attività e giustamente adesso te ne trovi due. Semplicemente vai sul tuo account Google My Business. Aspettiamo se la trovo al volo. C'è la voce elimina attività. Aspetta che non mi ricordo più dov'è, che l'avevo vista prima. Ma non la trovo più. A proposito, vi condivido magari le statistiche, che è una cosa che non abbiamo visto. Poi ha risposto riflessi digital, sì, su Street View. Su Street View eventualmente puoi forse segnalare una posizione migliore. Potresti segnalare una posizione migliore eventualmente per lo Street View. Ascoltate un secondo che provo a vedere se riesco a rispondere alla domanda rispetto all'eliminazione. Eccolo qua, rimuovi scheda. Allora, condivido lo schermo. Allora, per rispondere a Sandra, quello che devi fare è andare sulla scheda My Business, cliccare su questa voce informazioni, poi dove ci sono tutte le informazioni sull'attività, poi scorrere qui, eccola qua, vedi? Qua c'è rimuovi scheda, quindi qua non fai altro che magari contrassegna come chiuso definitivamente e poi fai rimuovi scheda. Una sezione che vi consiglio assolutamente di vedere, qui io ho numeri bassi perché appunto è un e-commerce anche abbastanza di nicchia, quindi voi avrete sicuramente dei numeri alti e potete vedere appunto questi dati che sono quante ricerche sono state fatte sulla vostra attività, quindi con nome, ricerca diretta significa persone che hanno cercato il nome delle informazioni collegate alla vostra attività, quindi il nome dell'attività, indirizzo, numero di telefono, magari cose di questo tipo, quindi clienti che in qualche modo vi conoscono, e poi vedere anche chi ha cercato hanno cercato delle informazioni attinenti a quello che voi offrite. Quindi vedete che in questo caso sono numeri bassi, però sono veramente, per attività locali ci sono dei numeri spaventosi. Quindi vi consiglio di dare un'occhiata qui potete vedere anche le parole chiave che usano i vostri clienti per trovare la vostra attività, quindi lavorate anche su queste parole chiave. Qui vedete
dove trovano la vostra attività, quindi nella maggior parte sono le ricerche Google, nel mio caso, quindi vedete la linea, la linea arancione, mentre la linea rossa sono ricerche su Google Maps, e chiaramente io non sono un'attività locale, quindi sono pochissime, voi avrete magari anche parecchie ricerche su Google Maps. E poi altra cosa fondamentale, importantissima, sono appunto le azioni dei clienti. Questa è una cosa molto importante, perché potete rendervi conto effettivamente in 2 nanosecondi di quanto traffico, quanti potenziali clienti vi porti effettivamente Google. Qua vedrete veramente delle cifre impressionanti, chiamate telefoniche, visite al sito, perché Google sa queste cose, perché può tracciarle con questa precisione, perché quando cerco qualcosa, ad esempio la conchiglia d'oro, quando cerco attivamente e quindi mi compare la scheda My Business, vabbè adesso da PC non lo vedo, però qui c'è il pulsante chiama, no? Oppure c'è appunto il pulsante sito web, indicazioni stradali. Google sa benissimo quante persone cliccano su questi pulsanti e quindi riesce a tracciare nel dettaglio tutte queste informazioni. Quindi qui potete vedere effettivamente l'importanza che ha. Potete ad esempio vedere anche in che momenti vi chiamano i vostri clienti, quindi se vi interessa farvi dei ragionamenti su questo, ad esempio, non so, anche le pizzerie da sport, ristoranti o cose di questo tipo possono anche fare dei ragionamenti a riguardo, vedendo questo tipo di informazioni. Potete vedere anche le foto, statistiche sulle foto, anche qui vedrete dei numeri importanti sul numero di persone che vede le vostre foto, e quindi per questo qui sottolineo quanto è importante che voi pubblicate con costanza foto e video della vostra attività, dei vostri prodotti, degli interni, della location. Qui vi dà anche, ad esempio, anche dei numeri, delle statistiche su quante foto sono state pubblicate da voi e foto pubblicate dai vostri clienti. Un ristorante, ad esempio, avrà tantissime foto pubblicate dai clienti, di solito ne ha più pubblicate dai clienti che dal proprietario, o anche gli hotel o centri turistici o cose di questo tipo. Ok, allora, vediamo se ci sono altre domande. Mi sembra di no. Direi che abbiamo fatto un bel po' di tempo, direi che è durata tanto. Come vedete è stata più una lezione che una diretta standard. Vi ringrazio di avermi seguito, spero che vi sia stato utile. Se avete appunto bisogno di aiuto e di informazioni, suggerimenti o cose, scrivetemi pure, scrivete anche un messaggio privato oppure mandatemi una mail. Aspetta, c'è l'ultima domanda. Se io non ho più il login per entrare nella vecchia scheda, come faccio? Allora, tu quello che devi fare, non ti manca il login per entrare nella scheda, ti manca... No, aspetta, forse sono due cose diverse, nel senso, se tu non hai il login per accedere al tuo account Google è una cosa, e quindi quello, se non ti ricordi più come accedere, basta che appunto fai ricorda password, eccetera, eccetera. Se invece non riesci più ad entrare nella tua scheda Google My Business, significa che non sei più il gestore di quella scheda, e quindi probabilmente o hai chiuso o hai, come si dice, hai chiuso la scheda, l'hai cancellata o l'hai ceduta a qualcun altro, insomma, sono due cose un po' diverse, magari riscrivi meglio quello che intendevi. Ok, ragazzi, grazie mille per essere stati collegati fino a quest'ora qua, ci sono ancora una marea di persone collegate, mi fa veramente piacere. Vi pubblicherò domani vi pubblicherò qualche scelta per la prossima diretta,
magari se avete anche già delle idee, o scrivete nei commenti oppure pubblicate un post nel gruppo. Interagite nel gruppo, ragazzi. Avete visto che adesso ho introdotto questo questa bella novità dei premi. Quindi una volta al mese prenderò le 3 persone più attive nel gruppo, perché Facebook nei gruppi dà anche questa possibilità di vedere le statistiche delle 10 persone più attive. Quindi commentate. Per scalare la classifica dovete commentare e pubblicare post nel gruppo. E quando appunto quella volta al mese sarà il 15 di ogni mese, prendo i 3 più attivi in quel momento e darò un premio a queste 3 persone, che dipende, potrà essere o una consulenza gratuita, una mia consulenza gratuita di una mezz'ora, oppure, che ne so, un corso gratuito, cioè un corso a pagamento di quelli che abbiamo registrato a pagamento, ve lo regaliamo, o altre cose che magari potranno avere un bel valore per voi e che mi invento, insomma, mano a mano. Quindi commentate, scrivete post, e questo è un modo appunto anche per stimolarvi ancora di più a partecipare a questo gruppo. Mi interessa che ci sia interazione. Non mi interessa essere il guru di turno che dispensa saggezza, ma mi interessa che ci sia interazione in questo gruppo anche tra di voi. Quindi pubblicate post, pubblicate le vostre domande, fate anche domande che vi sembrano stupide, idiote. Non ci sono domande stupide o idiote, ognuno è a livello che è, quindi pubblicate le vostre domande e vedo di aiutarvi, vediamo di darvi una mano. Ok? Bene, grazie ancora ragazzi, e ci vediamo lunedì prossimo alle 8:30. Vi dirò nei prossimi giorni di cosa tratterà la prossima diretta, e niente. E poi domani ho un'altra sorpresina, tra l'altro. Domani ho una sorpresina che pubblicherò qui nel gruppo, perché qua c'è fermento, ragazzi, non ci si ferma, anche perché mi hanno tolto i 2 gessi, come vedete, ho le mani libere e quindi adesso si va ragazzi, si parte. Buonanotte ragazzi, grazie e alla prossima.